Dai, su, pedalare, pedalare. Non mi ricordo più niente di come si va via in moto. Madonna, viene da piangere. Madonna, guarda che disastro. Infatti mi sono cagato in braga io. Fioi, benvenuti in questo nuovo video e un caldo buongiorno in quel che è di Vicenza. Che giornata che è Vicenza, un passo di traffico Vicenza. Comunque sia, in questo video nuovissimo ci stiamo dirigendo su in montagna, precisamente su al lago di Lavarone. Oggi siamo in compagnia di un Triumph, mi sembra un Street Triple, e poi abbiamo un Tiger 800 sempre della Triumph. Oggi in compagnia con loro andiamo su verso il lago di Lavarone e dopo non lo so. So che come meta avevamo deciso il lago di Lavarone e dopo non abbiamo idea di dove andare. Ora attualmente siamo ancora a Vicenza. Adesso non so quanto manca per arrivare già ai piedi della montagna. Incredibile la differenza di strada tra Padova e Vicenza. Cioè Vicenza è una strada sterrata, piena di buca, fa schifo. Comunque, visto che non so neanche ancora quanto manca per arrivare ai piedi delle montagne, intanto stoppo la registrazione e ci vediamo quando siamo più o meno lì sotto, che adesso ci sono le case, non si vede, quindi ci vediamo quando siamo là. Eccoci sotto i piedi delle montagne. Non ho idea di che strada stiamo facendo, mai fatta. Occhio questa. Dai, su, pedalare, 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 su, direzione Asiago. Però non so che cacchio di strada stiamo facendo però. Ah, boh, adesso mi ricordo questa strada. Stiamo andando al costo. Oh, boh. Mi sono anche dimenticato di attivare la seconda cam. Che scemo. Eccoci al sesto. L'ultimo. E poi c'è la serie di chicane che piace a me. Eccole. Guarda legna. Questi mi sa che sono tutti gli alberi che sono stati abbattuti nel disastro dell'ottobre dell'anno scorso, quando c'è stato la bufera di vento e acqua qua in montagna, ha desfatto un sacco di alberi. Dai, tirami una verta, tirami una verta, fammi sentire il rumore che te fa. Bravo, un po' più cattivo. Madonna, guarda cacao che ha fatto, guarda legna, ha fatto il disastro qua a ottobre. Ho bisogno di una piccola pausa perché ho il culo completamente, non dico demolito, però neanche sfondato, però un po' ammaccato. Sì, perché? Ah, vabbè. Ma no, non volevi fare per il Vezena? Non volevi fare per il Vezena? E l'ho sempre fatta da Asiago? No, ma aspetta, io questa l'ho fatta. Ma come fai ad arrivare a... Ah sì, è vero, perché la tagli. È vero, che testa di cazzo. Oh, bene, da qua inizia il passo Vezena. Speriamo l'abbiano anche riasfaltato dalla parte del Veneto, perché faceva abbastanza schifo. Bene, passo Vezena, via, divertiamoci. Penso che come al solito oh wow, ma io mi sto incasinando io. Penso che come al solito ci troveremo alla fine del passo. Comunque niente, zona Veneto, l'asfalto fa sempre schifo, non lo sistemano neanche. Penso neanche se ci fosse il morto. Aspetta che io non mi ricordo più niente. Non mi ricordo più niente di come si va via in moto. Bestie le buche. Beh, che non perdo la tipa anche. Piano pianetto. Madonna, ste buche, guarda. Venirò qua una sera e tappo tutte perché non è possibile andare via per strada così. Non è possibile girare così. No, no, no. Tocca fare un mutuo sulle sospensioni se tutte le strade fossero così. Allora uno se ne va. Bravo, ti lovo. Madonna, guarda alberi che ha buttato giù. Cacao ha fatto, ma ha fatto veramente cacao. Il disastro. Ma veramente. Ma dai, che tristezza. Sto passo era così bello con tutti gli alberi. Adesso non ho fatto di cacao. Cacao ho fatto con la tempesta. Cacao. Distrutto tutto.
Guarda, sradicati. Madonna, ne ha cavati via una montagna. Guarda anche qua. Ma ne ha cavati via il disastro, ne ha cavati via. Guarda. No. Che tristezza. Guarda, non ha neanche radici, cacchio. Non ha più niente sto albero. Non aveva più niente. Guarda là. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Ho distrutto tutto, Cioè, ha fatto piazza pulita. Cioè, io mi ricordo l'anno scorso che c'erano gli alberi. Cioè, era bellissimo, tutto verde, così. Adesso non c'è niente. Solo pietre. Soltanto pietre ci sono. Che tristezza. Che lutto più che altro. Non so quanti ettari di alberi sono stati distrutti quella volta. È successo a ottobre. Proprio non mi ricordo. Ma guarda, ancora anche là in fondo. Se non so se sulla telecamera si renda bene. Anche qua, madonna. Ma se avessi il drone sarei curioso di vedere tutto il disastro che ha fatto dall'alto. Guarda, alberi, cioè ha distrutto tutto. Se ci sarà ancora più avanti qualche zona ancora abbattuta dal vento. Guarda anche qua. Ma bestia, distrutto tutto. Viene da piangere sul serio. Magari non si riesce a vedere bene, però la maggior parte degli alberi è come se non avesse, cioè non ha neanche una radice. Zero proprio. Qui ce n'è uno mezzo demolito, mezzo cascante. Madonna, ci vorranno anni e anni, chissà quanti anni, perché si riforesta tutto quanto. Madonna, guarda che disastro. Ma è crollato tutto. Tutto, Dio. Porca miseria, oh. Cacao ha fatto, Dio. Sayumi, ciao ciao. Madonna, guarda che roba. Viene da piangere. Boia. È tutto distrutto. Perché ci sono i sassi sotto? Cioè, ma no, non c'è neanche una radice su sti alberi. Boia l'orsa. Madonna, sai ora di toglierli tutti quanti. In sta zona qua sono stati abbattuti tutti. La cosa più strana è che di solito in sto periodo qua, quindi stiamo parlando di maggio, cioè qua ci dovrebbe essere il verde più verde e invece non c'è niente. Cioè non c'è proprio niente. In sto periodo qua c'è sempre stato il prato verde con le vacche che pascolavano, che mangiavano l'erba e tutto. Qua invece non c'è assolutamente niente. Sembra morta sta terra, sembra morta. Sono rimasto male. E poi anche là, cioè qua, sì, anche perché devo cambiare la batteria della GoPro io, per quello mi sono fermato. Però guarda che è tristissimo, cioè qua a maggio c'è il verde più verde, adesso non c'è niente. Bene, dopo aver fatto una piccola pausa e aver detto i nostri pensieri sul disastro che abbiamo appena visto, cambiato batteria della GoPro e adesso direzione Lavarone per un bel panino. Vai, apri! Madonna, oh, tra poco tocca cavalletto. Vai così, sì, vai, mi piace. Stringila che fuori vedo briciolino, esterno curva. Madò! Anche là è tutto distrutto. Benvenuti a Lavarone. Manca poco per il lago, ormai un paio di curve e dovremmo essere arrivati. Occhio, porca miseria. Ma eccoci qua, siamo arrivati. Adesso andiamo giù per di qua. Un po' piano perché io ho la sportiva, non ho tanto sterzo. Ed ecco là, boia, ho fatto cacao anche qua un po'. Aspetta che me lo so preparare per tutto questo. Piano. Un BMW. Che figo. C'è anche un pani. Era più brutto quest'ultimo pezzo che tutta la strada. Hai visto la chiazza di sassi? Porca puttana. Adesso preparatevi a ridere che provo a mettere il cavalletto centrale, perché un culo laterale questo peso mi sa che mi va giù a morte. Sprofondi. Prova. Quanto pesa? Io non so, ma tanto. Vai, su. Da
Bene, pranzetto terminato. Abbiamo mangiato un bel panino proprio in stile montagna, speck, formaggio, funghi, eccetera eccetera eccetera. Adesso stiamo ritornando a casa, ma non stiamo facendo la strada di prima che abbiamo fatto stamattina. Abbiamo deciso di farne un'altra, appunto per cambiare, perché non sia sempre la solita, e ovviamente verremo fuori verso il costo di Asiago, alla base, cioè praticamente sotto dove si arriva per andarla a fare. Vabbè, insomma, ragazzi, adesso sono troppo concentrato, non capisco più niente, sono preso dalla voglia di fare curve. Queste gomme sono veramente una bomba. E dopo da là ci salutiamo. In teoria gli altri due dovrebbero fare l'autostrada, io farò strada normale, e da là ovviamente chiuderò il video. Non dico niente perché penso che lo possiate solo che capire. Sì sì, infatti mi sono legato in Braga io, a me mi hanno linciato, a me. Sì, infatti hanno pensato, guarda, moto sportivo, telecamera, penso di essere in pista, sicuramente avrà fatto un pensiero del genere. Vabbè ragazzi, ho deciso di fare l'autostrada anch'io, quindi chiudo qui il video. Alla fine adesso tutta l'autostrada, adesso ce ne andiamo a casa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivete un commento per dirmi cosa ne pensate di questo video. Se siete nuovi e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video. Anche per quelli già iscritti attivate la campanellina, controllate di averla attiva. E in descrizione sotto questo video trovate i link della mia pagina Facebook e Instagram, dove posto le foto e gli aggiornamenti sui prossimi video. Perciò ragazzi, io vi saluto da Sector, qui è tutto, ci vediamo al prossimo video. Beh, a fioi!